Giovedì 19 giugno, San Gervasio, è il 170° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 195 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 21:02. La luna si leva a mezzanotte e 44 e tramonta alle 12:53. Sulle pendici del Montello precipita in fiamme l'apparecchio del maggiore Francesco Baracca da Lugo di Romagna, primo pilota da caccia in Italia, aveva già abbattuto 34 aerei nemici. Imperdibile rievocazione storica medievale a Cavaso del Tomba per il millennio del castello Castelces. Venerdì 20 giugno dalle 21, sabato 21 dal pomeriggio e domenica tutto il giorno. Sfilate con armi e costumi dell'epoca, dimostrazioni e vari eventi collaterali. Le previsioni per domani: al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti sui settori dolomitici. Dalle ore centrali, a iniziare da nord, aumento della nuvolosità irregolare alternata a schiarite, addensamenti più improbabili in prossimità dei rilievi e su pianura nord-orientale, precipitazioni in prevalenza assenti al mattino. Dalle ore centrali aumento della probabilità di qualche locale e breve precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su zone montane e pedemontane e successivamente anche su alcune aree della pianura, specie nord-orientale, temperature in lieve aumento.